Ora andiamo a Biella, dove è stato ricordato il sacrificio dei Sassarini, intitolato un nuraghe alla memoria della valorosa brigata, la nostra inviata. Sale il corteo verso il nuraghe alpino che svetta nel parco fluviale del torrente Cervo alle porte di Biella, la banda della brigata Sassari, il picchetto d'onore, i fucilieri, le donne in costume. È un pezzo di Sardegna, ma idealmente c'è tutta l'isola, nella città che accoglie i 2400 nostri immigrati alla cerimonia di intitolazione dell'area monumentale alla brigata Sassari. Il nuraghe, realizzato a Biella, sancisce l'antico legame tra biellesi e sardi e soprattutto ricorda 90 anni dalla fine del primo conflitto mondiale il tributo di sangue degli oltre 13.000 sassarini e dei 523 biellesi caduti per l'unità d'Italia. È estremamente gradevole essere al comando di un'unità che è parte integrante non solo del cuore della Sardegna, ma del cuore degli italiani. Oggi ho visto la Sardegna del cuore, la Sardegna del grano, la Sardegna delle tradizioni che qui nel mondo dell'immigrazione vengono mantenute, curate e applicate quotidianamente. Il ricordo di quel sacrificio mette radici ancora più profonde. Per gli ultimi nati della comunità sarda, 8 bambini vengono messi a dimora i ginepri. Melissa ha 3 mesi, è l'ultima nata di questa comunità? Sì. Porterà la bambina nel parco, le indicherà l'albero che avete piantato per lei. Veramente. È la sua pianta che è piccolina come lui, crescerà con lui.